Salve, salve a tutti. Mi sa che ho qualche problema col PC e non riesco a capire bene. 3, 4, 5, 6, 7. Allora, un attimo solo, voglio verificare una cosa. Ok, va bene, dai. Allora, partiamo con questa live estemporanea fatta anche di pomeriggio. Sono le 17:08 di questo 19 settembre 2022. Ok? Buon pomeriggio a tutti. Allora, dobbiamo fare l'unboxing di due pacchettini, o meglio, uno è un pacchetto e uno è una busta. Ok? E quindi niente, praticamente uno è un acquisto su Amazon, come leggete, su Amazon Prime, e l'altro invece ho acquistato da Mondadori Store. Ok, quindi dobbiamo aprire un pacco di Amazon e un pacco preso da Mondadori Store. Scusate un attimo che voglio verificare che tutto funzioni correttamente, perché questa live l'avrei dovuta fare questa mattina, ma ho avuto un sacco di problemi col PC e quindi siamo qui adesso. Ok, vediamo se funziona tutto da tutte le parti. A quanto pare sì. Ok, sì, funziona tutto. Eccoci qua. Perfetto, pure l'audio mi pare che arriva, Ok, quindi detto questo cellulare me lo poggio un attimo qua. Ok, e niente, allora dobbiamo fare l'unboxing e l'unboosting. Allora, io direi di cominciare subito con l'unboosting. Allora, Mondadori Store. Allora, come sapete, su IBS, su Mondadori, diciamo su anche altri, allora, tra l'altro vediamo il sito mondadoristore.it, su altri di questi negozi che erano prettamente di libri, si trovano anche da parecchio i vinili, anzi ultimamente ne hanno levati tantissimi, perché ci fu un periodo a cavallo dopo gli anni 2016-2017 fino al 2020 che erano pieni, sembrava di essere ritornati proprio in pieno al vinile. Adesso per esempio questo io l'ho preso alla Romanina, al Mondadori Store della Romanina. C'ha una colonna dove due lati ci sono dei portavinili, solo due lati sono pieni di vinili, però certo rispetto a come li tenevano prima, che alla fine l'avevano messi dentro a dei cestoni, dei bellissimi vinili, dei bellissimi picture disc, però ridotti ovviamente in condizioni veramente brutte, venduti col prezzo del nuovo, non mi sembrava, infatti poi non ho comprato più niente. Invece adesso li tengono molto bene, c'è un bel portavinili dove ci sono uno dietro l'altro tutti questi vinili, ristampe anche molto famose, c'hanno tantissimi LP dei Pink Floyd, ho visto, ma c'hanno tanta roba. E tra tutti i vari vinili, tra l'altro io avevo ed ho ancora fino a fine settembre un buono sconto. Ciao Vincenzo, benvenuto alla live, benvenuto a quest'altro unboosting e unboxing. Stavo dicendo, c'è un buono sconto che lo danno un po' a tutti, e chi fa una spesa minima con un libro ti danno un buono sconto del 15% per il reparto musica, e quindi io ne ho approfittato perché su Amazon non l'ho trovato questo vinile che vi faccio vedere. Adesso l'ho già tirato fuori, qua dentro ci sono soltanto delle cose che ci hanno dato di campionatura. Mettiamola qua questa busta. Guardate che cosa ho trovato. Allora, questo su Amazon l'ho trovato a dei prezzi proibitivi, in confezioni ovviamente, cofanetto, tiratura limitata eccetera. Io volevo una versione che sia quantomeno normale, a un prezzo normale. Ho trovato Madonna Rebel Heart Tour. Ok, questo si va ad aggiungere all'altro vinile che abbiamo visto. Anche questo è un doppio vinile, abbiamo visto nell'altra live che ho preso questo è Finale Enough Love
di Madonna, ok? E adesso ci andiamo a vedere questo Rebel Heart Tour. Ecco, questa è una versione tranquilla, normale, che ha solo i vinili Purple, ok? First Time on Vinyl. Infatti questo è un disco del 2017, ok? Che è uscito su CD, ovviamente, e nei vari formati digitali, e poi è uscito nel 2022, adesso in doppio vinile Purple, ok? First Time on Vinyl, Purple Swirl, ok? Allora, qui c'è anche il prezzo che non è un segreto, costa 37 euro, ovviamente levateci il 15% e per un doppio vinile, come dico sempre, vale la pena, vale la pena. Tra l'altro ci sono 4 brani, lato A e lato B del primo LP, e poi ci sono 3 brani per lato sul secondo LP. Eccoli qua, anzi li leggete pure. Vedete, a me ovviamente piacciono quelle vecchie, tipo Holiday, tipo Deeper and Deeper, Deeper and Deeper, ce ne sono tante, la Isla Bonita, vedete, la Isla Bonita, però diciamo è un concerto che uscito su vinile, certo senza spenderci 50, 60, io vedo dei prezzi, questi vinili, è vero che ti danno tutto il cofanetto, però c'è pure da dire che i cofanetti occupano pure un sacco di spazio. Io ho un cofanetto di Renato Zero, bellissimo, regalo di Natale, molto molto bello, però occupa un sacco di spazio, così diciamo già uno lo mette. Io ho i Kallax di Ikea dove sto mettendo tutti questi vinili, diciamo, nuovi, li sto tenendo in condizione nuovo per adesso, perché poi sapete, io ho un'idea che i vinili vanno ascoltati in compagnia. Allora sto portando avanti il canale TikTok, cercate Reni_J. Vincenzo, io ho lettore LP, e io ho 8 giradischi. Allora c'ho 2 e li vedrete stasera, perché stasera farò una live per chi vuole partecipare su TikTok, canale Reni con la Y_JAY, ok? Intanto salutiamo anche Massimo che si è unito a noi. E praticamente ho 2 SL 1210 MK2, quelli neri della Technics, anni 80, comprati alla fine degli anni 80, ok? Funzionano ancora perfettamente, stasera li vedrete in azione. Ci sono delle live che io ho fatto, pure quando ho partecipato al Capodanno 2020, mi sembra, al DJ's Got Talent ho utilizzato quelli. Sul mio canale TikTok, su YouTube, su Facebook e su Instagram sto pubblicando delle reel, dei brani, dei video da 1 minuto in cui si vede il mio 1210 M5G che fa parte dello stereo che ho in salone, totalmente Technics, tranne per il lettore CD della Technics, perché mi si è bruciato un integrato che lo devo sostituire sul lettore originale dello stereo, perché ho tutto Technics, amplificatore, tuner, il tuner e anche ricevitore di telecomando, poi ho l'equalizzatore, 2 piastre e il piatto, tutto Technics. Ovviamente il lettore CD ci ho messo un lettore DVD della Pioneer, che lo uso col telecomando e ci sento i CD audio, quindi non è attaccato, non c'ha un display quello, perché ovviamente essendo un lettore DVD come display utilizzerebbe il televisore, ma io non ci ho attaccato un televisore, quindi io mando play per sentire un CD audio e funziona bene come riproduttore da stereo, però è un lettore DVD, diciamo, quindi un lettore DVD video, però legge pure tranquillamente i CD senza display, senza niente, mi ci trovo bene e lo uso così, insomma. Per adesso, fin quando non riesco a riparare il lettore CD originale di questo impianto. Ho 2 coppie di casse attaccate, perché all'amplificatore si possono attaccare 2 coppie di casse, 2 sono Technics e 2 sono RCF, ok? Quindi questo è quello che vi dovevo dire. Poi vabbè, c'ho l'altro piatto, ce n'ho uno molto molto buono, trazione diretta della Sony, anche quello ci sono dei video su Facebook di quando l'ho riacceso dopo 20 anni che è stato spento, ha funzionato la prima botta.
c'ho un giradischi a cinghia della Sansui, anche quello molto buono. Ho dovuto sostituire la cinghia che si era completamente sciolta intorno sia al piatto, sia... No, il mondo del vinile è tutta un'altra cosa. Allora, il mondo del vinile sono dei negozi che stanno su internet, www.ilmondodelvinile.it. Il mondo del vinile sta su Facebook, ma è una pagina dove io, diciamo, fino a poco tempo fa proponevo dei vinili. Adesso ricomincerò a dedicarmi a queste cose perché le ho lasciate un po', diciamo, le ho lasciate un po' andare queste pagine. Il sito no, il sito lo aggiorno una continuazione, il sito www.ilmondodelvinile.it viene continuamente aggiornato, ma i gruppi Telegram e le pagine Facebook sono un po' abbandonate, però ci ritornerò. Non mi trovi come Renato De Vita con la C di Commodore come logo. Sono l'unico Renato De Vita che ha la C di Commodore. Ho la C di Commodore anche come Reni J su Instagram, la C di Commodore come Reni J su TikTok, Reni_J. Ok? E quindi lì mi trovi, però purtroppo le live di cui parlo sono molto molto vecchie, perché io questi sterei che vi sto dicendo, c'ho anche un altro giradischi, vi dicevo, non era Philips, c'ho un Sony, un Sansui, poi c'era un altro, sempre un Sanio, mi pare, che iniziava sempre per la S, un Sanio, poi c'era un altro a trazione diretta che mi sfugge la marca, poi c'ho i due Technics, c'ho un Technics SL BD22, quello sta da parte, sta in cantina, in garage, quindi diciamo è un po' più a parte. Questi altri invece li comincerò ad utilizzare piano piano per fare le live su TikTok, dove sentiremo anche questi dischi, li sballeremo in diretta a TikTok, e quando li sballo, siccome io ho questa idea, stavo dicendo prima, che la musica va sentita in compagnia, non c'è niente da fare, io raramente sì lo faccio perché mi piace utilizzare qui in salone il giradischi. Qui dietro ho tanti 45 giri con cui ho fatto vedere, con cui faccio quei video che trovate su TikTok, che trovate su YouTube negli short, che trovate nei reel di Instagram, li trovate anche su Facebook. Su Facebook c'è una pagina a cui vi invito ad iscrivervi, che è mia, che si chiama Super Sigle TV. È su Super Sigle TV perché qui ci sono tante sigle, Ecco, il Leone, sigla di Domenica In, ma vi posso far vedere Portobello. Vedete, sono tante sigle TV. Stasera sentiremo proprio queste sigle. Sbirulino, vedete? Queste le sentiremo stasera. Vi faccio vedere qualche anteprima di ciò che sentiremo stasera. Guardate un po' il matto, che io lo seguo ma praticamente mi sa da prima che diventava famoso. Il grande Giovanotti, che per me rimane un mito. Sì, effettivamente stasera su TikTok, se tutto va bene, non va come è andata oggi, perché questa live che sto facendo adesso avrei dovuto farla questa mattina, ma mi si è piantato completamente il PC, questo qui, e non ne voleva sapere di ripartire. Ci ho messo tutta la mattina per farlo ripartire. Poi io qui ho questa versione di OBS piena di plugin, non saprei neanche come si chiamano, come sono i siti per andarli a ripescare tutti i plugin. Però guardate, vi faccio vedere, ecco, per esempio il primo brano che ha resi famosi gli Snap, The Power, ma guardate come sono tenuti questi 45 giri. Oggi farò praticamente una live tutta in 45 giri. Dopo ve ne faccio vedere una che vi fa venire la lacrimuccia, per chi piaceva la musica anni 90. Chi è che non si ricorda Fiorello Spiagge? Questo, se non sbaglio, è stato il primo disco, che poi da questo ne ha fatti tantissimi il mitico Fiorello, però quello mi pare che è stato il primo. Quindi abbiamo visto questo doppio vinile Purple Swirl, e questo se andate adesso da Mondadori Store sta a questo prezzo. Se voi fate prima un acquisto di un libro vi danno il 15% di sconto, risparmiate i 6 euro e qualcosa. Ok? Allora, aperto questo, ci manca da aprire quest'altro. Questo Amazon mette sempre sti pacchi
così grossi. Aspettate che mi stava cadendo per terra il cellulare. Evitiamo, anche perché stasera la live su TikTok la dovrò fare per forza col cellulare. Fin quando non arrivo a 2000 follower praticamente sono obbligato ad utilizzare il cellulare e non potrò usare TikTok Studio. Allora, sempre grazie al coltellino rosso, il mio fedelissimo coltellino rosso, non so se sono 10 anni che mi accompagna, ma quasi. Allora, andiamo a sballare, come vedete dentro c'è sempre l'altro scatolo, sempre per evitare che questi lo spezzano, eccetera, o lo rovinano. Allora io vado a vedere subito nell'etichetta che ci attaccano fuori se è quello che dicevo io. Bello, sì, è lui, è quello che io ho preso. Allora, qui dentro c'è un vinile molto 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 bello. Allora, è un artista di cui nel 2021 ho ripreso le ristampe dei migliori suoi album, ok? Ne ha fatti tanti. Con l'uscita di quest'album, io questo l'ho comprato a giugno, è uscito 2 o 3 giorni fa, mi pare venerdì è uscito. Con l'uscita di questo vinile è partito il suo enorme tour in giro per il mondo. Lui, diversamente da Giovanotti, che con il suo Jova Beach Party, che è uno spettacolo veramente, io ho visto spezzoni, ho visto gli speciali, insomma, non ci sono potuto andare purtroppo a Jova Beach Party e purtroppo. Ciao Luke, un saluto a Luke74, andate a iscrivervi al suo canale YouTube Luke74 Channel. Lui ultimamente sta facendo delle live che io mi sto perdendo, ma per colpa mia, perché sto seguendo un attimo più TikTok rispetto a tutti gli altri social, quindi rispetto anche a YouTube, rispetto a Facebook, rispetto pure a Telegram. Io mi conoscono parecchio su Telegram, soprattutto quelli che come Luke74 Channel seguono Commodore, retro computing e tutto ciò che ha a che vedere, diciamo, con l'elettronica vintage, chiamiamola così. E quindi ho un po' diciamo tralasciato queste altre piattaforme in favore di TikTok. Ora ho raggiunto i 1000 follower per poter fare le live su TikTok e stasera la inaugureremo una. Penso tra le 9:30 e le 10:30, non faccio una diretta infinita. Poi vediamo se c'è tanta gente, magari andiamo avanti. Però, siccome poi domani bisogna svegliarsi presto, che io devo accompagnare mia figlia a scuola, ho diverse cosette da fare, quindi magari non facciamo tardissimo. Però poi dipende tutto da quanta gente c'è connessa, quanto viene gradita questa live. Stavo dicendo, iscrivetevi al canale di Luke74, perché lì si parla non solo di retro computing, ma poi lui è abilissimo ad organizzare queste live e a mettere insieme tante persone, una più valida dell'altra, ognuno nei rispettivi campi, ma poi fanno queste live che ti invitano a rimanere, fanno queste live che diciamo coinvolgono parecchio lo spettatore, il pubblico, e quindi a questo gli devo dire. Devo dare atto a Luca, che è un bravissimo, diciamo, intrattenitore. Io diciamo forse più di una volta l'ho detto in più di una mia live, che mi ricorda parecchio, diciamo, il collante come Maurizio Costanzo negli albori, i primi Maurizio Costanzo show, che invitava tanta gente pure molto valida. Non ci scordiamo che sono passati per il Maurizio Costanzo Show lo stesso Giovanotti che ho menzionato prima, Fiorello, ma sono passati ma tanti, Franco e Ciccio, tanti, tutti i migliori sono passati per il Maurizio Costanzo Show. Quindi lui era il collante che teneva questa, diciamo, questa platea che aveva davanti dal teatro qui in Roma. È andata avanti per migliaia di puntate, perché si vede che la cosa funzionava. Così sta facendo Luke74 Channel, cioè Luca. Quindi andatelo a seguire, perché non è sbagliato. Ok? Vedrete che vi appassionerà. E poi i suoi video, andate a vedere invece i video su cui lui ci dedica parecchio tempo, sul montaggio, sulle riprese, diciamo,
prima di pubblicare un video ci lavora tantissimo, e quindi poi il video che ne risulta, tra quelli non in live ma quelli registrati, è un video molto fluido dove c'è un po' di storia, c'è un po' di tecnica, magari o per riparare qualcosa o per informare sul come funziona qualcosa. E quindi niente, è molto molto interessante. Vi invito ad iscrivervi al canale dell'amico Luca Cusani, Luke74 Channel. Lo trovate anche su Pianeta Commodore su Facebook, quindi cercate pure Pianeta Commodore su Facebook, quello sempre un gruppo di Luca. Ok? Allora, detto questo, stavamo per aprire questo disco. Allora, non vi ho detto, forse ve l'ho fatto capire di chi è, però andiamo ad aprire. Ok. Le vecchie console, sì, ma non solo console, pure computer. Allora, da qua ovviamente non si capisce nulla, non si capisce. Però vi posso dire che questo mi pare che è un singolo vinile. Costare, diciamo, io col fatto che l'ho preso a giugno, l'ho preso al prezzo minimo a cui è arrivato, quindi diciamo ho risparmiato quei pochi euro che ci sono di sconto su cose che poi tra l'altro costano tra virgolette così poco, molto tra virgolette, però in questo caso perché è un singolo vinile e quindi diciamo l'ho pagato il giusto, perché adesso vedremo pure un altro discorso che riguarda questi vinili diciamo nuovi, come è questo che è uscito per la prima volta in vinile o come è questo che sto per farvi vedere. Allora, no, da qua la voglio far venire, va. Guardate, Eros Ramazzotti, Battito Infinito. Allora, questo è l'ultimo disco di Eros Ramazzotti. È partita un'enorme tournée da questo vinile, da questo CD, dalle versioni digitali. Quindi da questo disco è partita la sua tournée. Ok? Allora, alla tua abbiamo Battito Infinito, seconda canzone Ama, terza canzone Madonna de Guadalupe, quarta canzone Ritornare a ballare, quinta canzone Figli della Terra featuring Giovanotti. Leggete un po', Figli della Terra featuring Giovanotti. Grande, io ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto vedere sia Ramazzotti con Giovanotti, ma non perché fa rima, non perché c'hanno Otti alla fine del nome tutte e due, e mi piacerebbe vedere tanto Giovanotti con Cristina D'Avena. Questo io l'ho sempre detto, e pure Cristina D'Avena è una cosa che le piacerebbe molto fare, un brano, magari anche un singolo con Giovanotti. Quindi tra Cristina D'Avena e Giovanotti. Cristina D'Avena è famosa per aver fatto 2 album che si chiamano Duets, in cui ha duettato con i più famosi cantanti. Comunque io mi aspettavo un Duets volume 3, vedremo un po' quello che succederà, perché adesso si avvicina un'altra volta a Natale. Duets è uscito sempre in periodo natalizio, non dice niente nessuno, non trapela niente, quindi io non mi sbilancio, però farebbe piacere un Duets. Comunque ecco, Figli della Terra, io non l'ho mai sentita questa, adesso cercherò di ascoltarla, perché è un featuring Giovanotti su un disco di Ramazzotti, bellissimo, bellissimo. Poi al lato B c'è Eccezionali, questa l'ho sentita per radio, è bellissima, è una canzone, mi è piaciuta, l'ho sentita la prima volta per radio venerdì, proprio quando hanno annunciato su Radio Italia l'uscita, perché Radio Italia è radio ufficiale del tour di Eros Ramazzotti, e quindi ho sentito questa canzone, è bellissima, parole bellissime, veramente veramente un capolavoro questa qua. Poi Gli ultimi romantici, Magia, Nessuno a parte noi, Ti dedico e Ogni volta che respiro. Ecco, questo per me è valsa la pena. Tra l'altro questo dovrebbe essere, e ce lo dirà soltanto qui, la versione limitata, non numerata, però con carta autografata. Vediamo un po'. Battito Infinito, colorato verde. Più card autografata, esclusiva Amazon in sì.
e questo qua sta tutto dentro, ovviamente, sta roba. Poi questo è Gatherfold, cioè si apre così, da una parte c'è il disco e dall'altra ci saranno queste card e queste cose. Infatti qua si vede che si apre da una parte. Questo pure lo aprirò in live su TikTok, non lo apro subito, ma lo aprirò in live. Ok, Luke, ci sei ancora? Perché volevo fare a questo punto una cosa al volo. Tanto volevo far vedere e parlare di una cosa e magari unisco le due cose e ne faccio due in una. Va bene, allora innanzitutto se ci sei scrivi qualcosa nella chat. Allora, mentre invece andiamo avanti, parliamo del DJ's Got Talent, dedichiamo un paio di minuti al DJ's Got Talent. DJ's Got Talent, il sito ufficiale è www.djsgottalent.com, è un talent partito dall'idea di Congi DJ, Daddo DJ e Conte Max DJ, tre DJ che si sono messi, diciamo, si sono uniti e hanno diciamo inventato questo format, questa idea. Che cos'ha di differente questo di DJ's Got Talent dagli altri talent e dagli altri contest che si vedono in giro? Allora, questo di DJ's Got Talent si svolge tutto completamente in live. Stanno ovviamente lavorando per facilitare sempre di più ai DJ che partecipano la connessione al server di streaming, alla regia, insomma, che poi manda in onda i vari mixati, diciamo, le varie sessioni musicali di ogni DJ, che poi viene votato online sia dai tre DJ organizzatori che dal pubblico. Parte la votazione su Twitch, la votazione, e si sa immediatamente chi è che passa al turno successivo. Questa formula è piaciuta parecchio perché tutti gli altri talent, diciamo, sono molto belli, anche gli altri organizzati benissimo, per carità, si lasciano seguire molto molto bene, presentati molto molto bene, però sono tutti quanti diciamo set registrati, tutto quanto viene fatto registrato, montato e poi pubblicato un video. Mentre invece in questo caso viene fatto tutto quanto in live durante una serata, magari con uno, due DJ, tre DJ massimo, che si devono diciamo confrontare uno con l'altro, per poi decretare solo quello unico che passa alla fase successiva, e va così per eliminazione diretta lo stesso giorno che viene praticamente viene fatto ascoltare il DJ set. Tutto, ripeto, in live. Anche i vari DJ si collegano in live da casa propria, ok? E stanno lavorando per facilitare ancora di più questa connessione, che ovviamente non viene fatta ad un servizio di streaming, ma viene fatta ad una regia. Normalmente questa regia è a Roma. Ok? Poi dalla regia viene fatto lo streaming su TikTok, lo streaming su Twitch, lo streaming su YouTube, ok? Quindi poi viene diciamo ripetuta in diretta, sempre tutto live su tutti i vari servizi che trovate poi sul sito www.djsgottalent.com. Ok? Allora, volevo fare una cosa, ma mi sa che ho dei problemi qui e non la riesco a fare. Va bene, allora io direi che abbiamo aperto Eros Ramazzotti, battito infinito, singolo vinile, però in questo caso è un vinile colorato. Questo non è un'edizione a tiratura limitata, infatti non c'è un numero da nessuna parte, vedete? Non c'è un numero da nessuna parte. Bollino si ha ed obbligo perché trattasi di vinili originali. Ovviamente questo ha il copyright del 2022, appena uscito, Universal, prodotto da Universal. Lo trovate tranquillamente ancora adesso su Amazon, non so a che prezzo perché non mi ci sono più collegato. E poi abbiamo visto questo, che io l'ho comprato e consiglio di comprarlo su mondatoristore.it. Lo trovate ancora, questo doppio vinile, ve l'ho detto, con lo sconto lo pagate circa 30 euro e 15 euro a vinile per me sono ben spesi. Allora, parlando del mondo del vinile, in chiusura di live, è durato una mezz'oretta, allora vi volevo dire che cosa c'è di diverso tra questi vinili, che sono nuovi questi, e i vinili usati, e i prezzi, perché diciamo io giustifico il prezzo di circa 15 euro a vinile. Allora, i vinili nuovi
vinili nuovi, anche questo è un vinile nuovo, pure questo non era mai stato pubblicato su vinile, quindi i vinili nuovi hanno bisogno di tutta una serie di spese che vanno affrontate rispetto all'usato. Un vinile usato, come può essere questo, l'ho pubblicato oggi questo, un vinile usato come può essere questo già si è pagato la stampa, si è pagato la SIAE, si è pagato l'IVA, si è pagato tutto. Su questo vinile usato tutto quello che c'era da pagare è stato pagato, quindi rimane il valore intrinseco che ognuno di noi vuole dare ad un vinile, che è il valore affettivo, ma non c'è più un valore economico dietro questi vinili, ok? Dietro i vinili usati. Il valore economico è stato totalmente ammortizzato nel momento in cui il primo acquirente lo ha acquistato dentro al negozio. Quell'acquirente ci ha pagato l'IVA, ci ha pagato la SIAE, ci ha pagato la stampa, ci ha pagato tutto, ok? Da quel momento in poi quello diventa un valore affettivo, diventa un bene di seconda mano che praticamente valore intrinseco economico non ne ha solo il valore che gli viene dato, se è magari sono delle prime stampe, magari ne hanno stampate di meno e quindi la richiesta è maggiore e quindi può salire un po' il prezzo, però diciamo che il valore economico dei vinili usati è zero. È diverso invece il valore a cui noi vediamo che ci sono vinili che vengono venduti anche a 600, 700, 1000 euro, cioè perché? Perché quello è un valore tra virgolette affettivo, non è più un valore economico del bene. Questi invece ci devi ripagare sopra la SIAE, ok? Prima tassa, l'IVA, la seconda tassa, la stampa delle copertine, quindi devi ripagare quello che fa la stampa delle copertine, quello che fa la stampa dei vinili, il disegnatore che disegna la copertina, che poi sarà lo stesso pure che mette pure tutti i titoli, tutto quanto, comunque va fatto un minimo di grafica, di cosa. Poi devi ripagare questi, soprattutto quelli nuovi, ovviamente viene pagato, e quello ovviamente il prezzo viene diviso anche per le versioni CD e per le versioni digitali, anche se c'è una differenza. Un CD non viene masterizzato con gli stessi master che servono per un vinile. Il master per un vinile è completamente diverso dal master del CD, che sono completamente diversi dai master delle versioni digitali, ok? Quindi c'è un'ulteriore lavorazione prima di fare la prima stampa sulla matrice del vinile, e quindi un fonico che ci deve lavorare. Diciamo c'è tutto un lavoro e poi c'è tutto il lavoro di stampa del vinile. Quindi diciamo che tutto questo lavoro che nei vecchi vinili è già stato pagato. C'era un vecchio vinile, qui ce l'avevo, sì, eccolo per farvi capire. Questo è un vecchio, vecchissima, una compilation che a me piace tanto, vedete sul vinile. Questa mi pare che l'ho pagata a 1,50 euro. Ecco, questo è il prezzo, è 1,50 euro, va bene, per un vinile che ovviamente già si era pagato all'epoca, poi magari passando di mano in mano, mo alla fine mi è arrivato a me, chissà quanti ce l'hanno avuto quel vinile, e quindi sì, quello mi pare l'ho pagato 1,50 euro. È un bellissimo vinile, però, perché poi se andate a leggere chi c'è dentro, tutte versioni originali, che bastano Lionel Rich, Peter Gabriel, Level 42, Joe Cocker, i Genesis, uno meglio dell'altro. Comunque, su questo che vi ho fatto vedere adesso già è stato tutto pagato, su questo va ripagato tutto quanto, e quindi diciamo che intorno ai 15 euro a vinile è un prezzo giusto ed onesto per pagare un vinile. Diciamo che quindi doppi vinili intorno ai 30 euro, 30, 31, 32, 35, però quando cominciano a diventare, io nell'altra diretta, nell'altra live vi ho fatto vedere come appena finiscono su Amazon le copie dei dischi, poi vanno alle stelle. Ho fatto vedere il doppio vinile di Madonna, che ne so, in edizione rossa, in edizione trasparente, a 69 euro. Ecco, quello per esempio è speculazione, perché ci hai caricato il doppio del prezzo, non c'ha significato, perché ecco, io quello là il doppio l'avevo pagato 30, 32, neanche 30, sì, intorno ai 30 euro l'avevo pagato. E quindi quello è il prezzo giusto. Se poi cominciano a costare troppo perché non si trovano più, uno deve pensare: lo voglio davvero tanto questo vinile che mi conviene spendere tutti questi soldi, oppure magari aspetto un'altra ristampa, perché poi periodicamente, se sono vinili che hanno avuto successo, li ristampano. Non c'è proprio santi, piano piano. Anche lì al Mondadori Store, con tutto che ce n'erano
a mio avviso abbastanza pochi, e non tutti i Mondadori Store oramai ce l'hanno più i vinili, perché tanti Mondadori Store li hanno levati. Questo la Romanina ce l'ha ancora, c'ha una colonna piena di vinili e ce n'aveva diversi, ci stavano diverse copie di un vinile che io già ho. Ah, Zucchero, Doc, c'aveva diverse copie di Zucchero, Doc, uno, se non l'ultimo disco, uno degli ultimi. No, l'ultimo era in acustico, quindi Doc è il penultimo. Ce n'aveva diverse copie. E poi c'aveva un sacco di altre cose molto interessanti. Quindi se siete di Roma e volete dare un'occhiata, andate alla Romanina e andate al Mondadori Store che sta al primo piano alla Romanina. Ok, adesso in chiusura vi parlo dei miei siti. Il primo è renijstore.it. Su renijstore.it troverete tutto ciò che riguarda la musica, quindi troverete giradischi, attrazione diretta e attrazione a cinghia, ben divisi, perché sono due categorie che sono ben divise. Poi magari farò una live e spiegheremo, vedendo pure le caratteristiche, quali sono, diciamo, i pezzi migliori per farsi un impianto stereo nel 2022 senza spendere una tombola. Ci sono casse attive e casse passive. Le casse attive non hanno bisogno di amplificatore perché si attaccano alla corrente e hanno bisogno del segnale in bassa frequenza. Tranquillamente ci potete attaccare un telefonino e quelle suonano, ok? Mentre le casse passive hanno bisogno di un amplificatore. Troverete anche un'area dedicata agli amplificatori, un'area dedicata ai mixer, un'area dedicata ai CDJ, divisi tra quelli che leggono i CD e quelli che leggono solo chiavette multimediali, ok? Poi ci sono le console da DJ, anche quelle divise in due categorie. Ci sono le console stand alone, funzionano senza PC, senza nulla, potete portarvi in giro solo la console, la attaccate a un paio di casse attive e avete fatto, non ci avete bisogno più di niente. Mentre ci sono quelle altre console che richiedono il PC portatile, un PC fisso, un PC qualsiasi, un Mac, quello che vi pare, perché lo dovete attaccare USB ad un computer e lì dal computer con il programma potete usare questa console. Quindi sono divise anche le console. Troverete un'area dedicata alle dirette, troverete webcam, troverete green screen, tutti gli impianti di illuminazione, faretti di tutti i tipi, gialli, bianchi, colorati, quelli che vi pare. Poi ci troverete tutti gli stativi anche per reggere le casse, per reggere i cellulari, per reggere le webcam, per reggere i treppiedi, per reggere le fotocamere, le videocamere, quello che vi pare. Quindi anche questo troverete su Renij Store. E su Renij Store troverete anche i mobiletti, perché mi stanno chiedendo e mi continuano a chiedere i mobiletti anni 90 per mettere anche le console Xbox, PlayStation, magari un amplificatore 5.1, tutto ciò che è l'impianto di intrattenimento lo potete mettere verticalmente su un mobile stile anni 90, però comprato e ingegnerizzato nel 2022, quindi negli anni 2000. Quindi diciamo che anche Renij Store è un sito da vedere. Poi c'è classe74.it che è il sito principale da cui nasce tutto. Su classe74.it troverete tante cose. Vi invito a visitarlo perché non sto qui a parlare di quello che troverete sul sito classe74.it perché è veramente pieno di aree. Ok? Andatele a vedere tutte. Dopo classe74.it anche da lì potrete accedere a starwarsstore.it che riguarda tutto il mondo di Star Wars, la galassia lontana, ci troverete anche notizie sui personaggi, ma ci troverete anche libri, fumetti, ci troverete spade laser, lightsaber, ci troverete i personaggi in action figure, giochi da tavolo, quello che è uscito su Star Wars, Lego Star Wars, tutto quanto. Ho detto Lego Star Wars, esiste legolando.it, sta passando adesso qui sopra, eccolo. Legolando.it è interamente dedicato ai Lego. Ci sono dei set di Lego che io consiglio e ci sono anche i Lego divisi per categorie. Ok, quindi se amate come me i Lego, che in una prossima diretta, come ho già detto, adesso devo sistemare anche questi vinili, dovremo andare a montare, vedete? Lego, dovremo andare a montare questo shuttle, ok? In una prossima diretta sarà fatto. Quindi andate su legolando.it,
ovviamente acquistando tramite questi siti aiuterete i miei canali a crescere, ok? Questo è quello che dovevo dire. In chiusura vi dico, andate a visitare anche djsgottalent.com che sta di qua, eccolo, questo è il loghetto del talent. Andate a visitare il sito di Luke74 Channel. Su TikTok c'è anche il mio amico FriendsXDJ che di tanto in tanto fa delle live. Andate a mettere un follow, un segui anche a lui, perché le sue live sono molto molto belle dal punto di vista tecnico, selezione musicale. Lui tratta parecchio la musica anni 90, ok? È bravissimo a maneggiare la sua Denon. Lui c'ha la Prime 4, usa la Prime 4, ha anche i giradischi, ma su TikTok adesso sta prettamente utilizzando musica digitale e musica liquida. Con questa Prime 4 riesce a fare i miracoli, veramente molto molto bravo. Anche FriendsXDJ su TikTok, ok? Lo trovate su TikTok. Detto questo, ho detto tutto. La live è durata circa 40 minuti, quello che mi premeva fare. Quindi in chiusura, non so se partirà la sigla finale, ma io ci provo perché mi sa che ho dei problemi con un hard disk, quindi dovrò vedere. Ok? Io provo a lanciare la sigla finale. Nel caso non parte, vi saluto e interrompo la live, così fa niente. Ok? Grazie mille, buon proseguimento di pomeriggio. Sono le 17:48 di questo 19 settembre 2022. Reni J vi saluta. Stasera su TikTok cercate @ Reni RNY _ JAY. Cercatemi, perché dalle 9:30 alle 10:30 cercherò di organizzare una live, la mia prima live su TikTok. Grazie a tutti di avermi visto e ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella, mi raccomando, è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Ok? E lasciate un cuoricino, un like se vi è piaciuta questa diretta. Ciao a tutti, a presto!